L'imprenditoria bassanese, quella che ha fatto storia e quella che continua a farla. Antonio Frattin e poi i figli Romano e Fabio e i figli dei figli. Storie nella storia, quelle dell'economia, di un comparto come quello dell'automobile e di un rapporto diretto con il territorio che, come in questo caso, vede l'imprenditore investire nel tessuto economico locale, dare lavoro e riqualificare un'area abbandonata. Siamo circa un centinaio di persone. Abbiamo ristrutturato tutta quest'area di San Marco, che era una struttura vecchia, molto vecchia, l'abbiamo ristrutturata per la felicità dei sindaci di Rossano, della Morena, che ci ha dato una mano per poter realizzare tutto questo. Con Romano Frattin, da 40 anni alla guida dell'azienda di famiglia con il fratello Fabio, parlare di imprenditoria è come fare un viaggio nel tempo per capire il passato e intuire il futuro. Quanto difficile è fare impresa oggi? Oggi come oggi chi fa l'imprenditore serio, secondo me sono dei geni, perché con tutte le difficoltà che ci sono e la burocrazia che uccide è una cosa che secondo me non è da tutti. In espansione anche il settore della vendita di barche e gommoni. Il bassanese si conferma un'area in forte crescita. È un territorio che risponde molto bene, già da adesso ci siamo accorti che può essere per i nostri clienti una cosa veramente molto interessante. Riusciamo a dare delle proposte, delle cose al cliente sicuramente fascia media, medio-bassa, dal gommone, anche delle imbarcazioni un po' importanti.